In 1048 per 28 posti da educatrice negli asili nido del comune di Padova. Un concorso quasi tutto al femminile, solo una ventina i maschi partecipanti. Una selezione attrezzata in fiera con zona allattamento e area di passeggiata all'aria condizionata per papà e nonni al seguito delle concorrenti con i loro figli piccoli. Poco meno di un terzo le iscrizioni alla prova arrivate da fuori Veneto. Diciamo è proprio una propensione verso i bambini, un amore comunque verso i bambini che mi ha spinto insomma a provare il concorso, la possibilità di tentare delle prove preselettive, insomma delle prove scritte ed orali. Posso chiederti di dove sei? Io sono di Napoli. Io sono pugliese, vengo dalla provincia di Taranto, Grottaglie. Fare l'educatore è una mission, come i medici. Quindi o davvero la senti dentro o è meglio non farla. Però forse è meglio sotto il pubblico che sotto il privato? Decisamente, io lavoro per il privato e decisamente 100 volte meglio il pubblico. È ancora una parola magica, pubblico non vuol dire solo stipendio sicuro e a tempo indeterminato, ma nel caso di una professione molto femminile anche tutele. Qua c'era la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato e quindi sì, in questo periodo storico è abbastanza importante. Sì. Mi pare di capire precaria del settore? No, per il momento sono ancora casalinga, studentessa, mamma, quindi sì, sarebbe importante. Ecco. È un lavoro che ti dà tanto, sicuramente, a livello emotivo e a livello personale, perché c'è la possibilità di imparare ogni giorno ed è questo forse quello che motiva ad andare avanti. Però stavolta hai fatto la scelta del posto pubblico possibilmente. Chi non lo farebbe? Di dove sei? Di Padova. Lei ritiene che le tutele e la remunerazione sia migliore nel pubblico? Quello sì, poi non dipende poi dal luogo di lavoro che ti assume, però ancora adesso in Italia sì, il pubblico sicuramente è più vantaggioso sia a livello remunerativo che sotto altri aspetti, ecco. A questa prima selezione, con quiz a risposta multiple e di logica a cui rispondere in 50 minuti, l'età media delle partecipanti è stata di 32 anni. Oltre alla bassissima percentuale di maschi, il 2%, presenti almeno una decina di donne incinte. Seconda prova per le prime 150 classificate il 30 agosto. I posti disponibili sono 28, di cui 4 a tempo parziale.